ho cercato negli occhi del mondo, occhi che muoiono giorno per giorno, e camminavo piangendo per strada, perdendo la vita in me. E all'improvviso una mano sulla spalla e una voce che mi dice: sono io, risorgi con me, in questo mondo risorgi con me. I tuoi occhi si aprono e vedano la luce, risorgi con me, in questo mondo risorgi con me. I tuoi occhi si aprono e vedano la luce. Mi guardo intorno e tutto è diverso, sento di essere nato di nuovo, mi giro e rigiro avvolto da luce, piango e non so cos'è me. E all'improvviso una mano sulla spalla e una voce che mi dice: sono io, risorgi con me, in questo mondo risorgi con me. I tuoi occhi si aprono e vedano la luce, risorgi con me, in questo mondo risorgi con me. I tuoi occhi si aprono e vedano la luce. Vedo i colori del tuo grande amore, alzo le mani e grido il tuo nome. Ora Gesù io ti do quel che sono, tocca e guariscimi ancora. E all'improvviso una mano sulla spalla e una voce che mi dice: sono io, risorgi con me, in questo mondo risorgi con me. I tuoi occhi si aprono e vedano la luce, risorgi con me, in questo mondo risorgi con me. I tuoi occhi si aprono e vedano la luce, risorgi con me, risorgi con me, risorgi con me, risorgi con me. Andiamo a leggere Ezechiele 37, dal primo versetto. La mano dell'Eterno fu sopra di me, mi portò fuori nello spirito dell'Eterno e mi dispose in mezzo ad una valle che era piena di ossa. Quindi mi fece passare vicino ad esse tutto intorno, ed ecco, erano in grandissima quantità sulla superficie della valle, ed ecco, erano molto secche. Mi disse: figlio d'uomo, possono queste ossa rivivere? Io risposi: o Signore, o Eterno, tu lo sai. Mi disse ancora: profetizza a queste ossa e di loro: ossa secche, ascoltate la parola dell'Eterno. Così dice il Signore, l'Eterno, a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete. Metterò su di voi la carne, vi coprirò di pelle e metterò in voi lo spirito e vivrete. Allora riconoscerete che io sono l'Eterno. Così profetizzai come mi era stato comandato. Mentre profetizzavo ci fu un rumore ed ecco uno scuotimento. Quindi le ossa si accostarono l'una all'altra. Mentre guardavo ecco crescere su di esse i tendini, la carne, che la pelle li copriva. Ma non c'era in loro lo spirito.
Allora egli mi disse, profetizza allo spirito, profetizza figlio d'uomo, e di allo spirito così dice il Signore, l'Eterno. Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi uccisi, perché vivano. Così profetizzai come aveva comandato, e lo spirito entrò in essi. E ritornarono in vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, grandissimo. Poi mi disse, figlio d'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi dicono, le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è svanita e noi siamo perduti. Perciò profetizza di loro, così dice il Signore l'Eterno. Ecco, io aprirò i vostri sepolcri, vi farò uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi ricondurrò nel paese di Israele. Riconoscerete che io sono l'Eterno, quando aprirò i vostri sepolcri e vi farò uscire dalle vostre tombe, o popolo mio. Metterò in voi il mio spirito e voi vivrete e vi porrò sulla vostra terra. Allora riconoscerete che io, l'Eterno, ho parlato e ho portato a compimento la cosa, dice l'Eterno. Amen. Amen. Bellissima questa parola. È vero? La settimana scorsa abbiamo parlato pure di Ezechiele. Abbiamo parlato del buon pastore e abbiamo letto Ezechiele 34. Oggi vi voglio leggere questo brano perché ha attinenza con il tema che stiamo affrontando in queste settimane. Questo brano è stato scritto, Ezechiele 34 era stato scritto più o meno, abbiamo detto, nel sesto, settimo anno dalla cattività, cioè dalla deportazione da Gerusalemme in Babilonia. Questo pezzetto di Ezechiele invece già parla di un periodo più lungo, cioè intorno ai 20 anni dalla cattività, dove gli israeliti, i giudei deportati in Babilonia già speravano di ritornare, ma Ezechiele in un certo senso frena gli animi e dice no, non è ancora il momento, ma quando arriverà il momento lo saprete perché io soffierò su di voi uno spirito e rivivrete e ritornerete nella vostra patria. Ma questa parola si è realizzata 2 volte, non una volta. La prima volta quando sono ritornati da Babilonia e quindi sono ritornati nella loro terra promessa. La seconda volta invece quando alla fine della seconda guerra mondiale, a causa della dispersione dovuta per mano dei Romani, Israele ritorna nella sua terra. E addirittura molti, quando leggono questo brano, ci vedono anche l'Olocausto, la Shoah, perché le loro ossa veramente sono state bruciate, messe nei forni crematori e quindi molti vedono in questa parola una parola realizzata soprattutto ai giorni nostri, ma è vero, questa è una profezia che si è realizzata ai nostri giorni, anche se ha anche un'attinenza escatologica, perché ci sta parlando anche degli ultimi tempi questo brano, cioè ci parla di quando Gesù ritornerà alla fine dei tempi e stabilirà il suo regno. Quindi, la parola, cosa fa Dio in questo brano? Manda lo Spirito e ricopre queste ossa di tendini, carne e pelle. Perché li ricopre? Perché le ossa fanno parte della prima creazione. Ci siete? Quindi la prima creazione nelle ossa, nella struttura dell'uomo c'è ancora, mentre spiritualmente, diciamo esternamente, l'uomo vecchio deve rinascere a vita nuova. Quindi ossa, carne, tendini e pelle rappresentano invece l'uomo nuovo. Ma è un'immagine anche della resurrezione, cioè noi saremo quello che siamo strutturalmente, ma nell'immagine esteriore saremo qualcosa di meraviglioso, di diverso, che è rinato dallo Spirito Santo. Per questo è escatologico questo brano, perché ci parla della resurrezione finale. Ora vi voglio dire una cosa, praticamente nell'Antico Testamento non esiste il concetto di resurrezione, o meglio, non esiste la parola resurrezione.
questo pensiero si è evoluto nel tempo nei giudei, anche se noi sappiamo che Gesù dice spesso agli ebrei che se Dio è padre di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, è Dio dei viventi, non è Dio dei morti. Quindi Gesù fa capire che già nella Torah c'era un sentore di vita dopo la morte, cosa che per molti ebrei non era così. Ai tempi di Gesù già era diverso, c'erano i partiti che credevano nella resurrezione e quelli che non credevano nella resurrezione. Gesù faceva parte di quelli che credevano nella resurrezione, ma è ovvio, lui era là sopra, lo sa che si resuscita, ci mancasse. Ok, quindi lui era convinto di quello che diceva perché sperimentava nella sua vita divina questa vita dopo la morte di tutti coloro che morivano in quel momento. Certo non c'era il paradiso, non c'era l'inferno, ma questo è tutto un altro discorso, mi sto perdendo in cose che non c'entrano in questo momento. Fermiamoci su questo punto. Nell'Antico Testamento la questione della risurrezione era qualcosa di misterioso e da studiare. Uno dei primi a parlare di vita dopo la morte infatti è Ezechiele. Questo brano lo dovete memorizzare non soltanto perché ci sta parlando della fine dei tempi o di qualcosa di meraviglioso che accadrà quando Gesù ritornerà la seconda volta. Ci sta parlando di un altro discorso. E vogliamo continuare a leggere al versetto 15. La parola dell'Eterno, ora, perché vi leggo, se voi prendete le vostre Bibbie, sono paragrafi separati. E certe volte noi leggiamo la Bibbia a paragrafi separati, togliendo quel brano da tutto il suo contesto. E quindi certe volte noi non capiamo, o meglio, capiamo quello che il Signore ci vuole far capire in quel momento, ma nel messaggio generale non cogliamo il messaggio chiave, quello centrale. Per cui io per curiosità sono andato a leggere quello appresso, i versetti che vengono subito dopo, e devo dire che sono una cosa spettacolare. Perché i due brani sono legati tra di loro indissolubilmente. Guardate che dice, Ezechiele 37, versetto 15. La parola dell'Eterno mi fu nuovamente rivolta, dicendo, tu, figlio d'uomo, prendi un pezzo di legno e su di esso scrivi per Giuda e per i figli di Israele, suoi compagni. Poi prendi un altro pezzo di legno e su di esso scrivi per Giuseppe, bastone di Efraim e di tutta la casa di Israele, suoi compagni. Allora, che cosa sta dicendo Dio a Ezechiele? Siccome questo popolo è stato deportato, siccome questo popolo deve ritornare in vita e deve ritornare nella sua terra, sta dicendo che Israele e Giuda, che noi sappiamo che prima della deportazione erano due regni separati, devono ritornare un unico popolo, non più due popoli, ma un unico popolo. Quindi sta dicendo che Israele e Giuda sono come due legni che saranno messi insieme. Avvicina quindi l'uno all'altro in un solo legno affinché diventino una cosa sola nella tua mano. Quando i figli del tuo popolo ti parleranno dicendo ci vuoi spiegare che cosa significano queste cose per te? Tu dirai loro, così dice l'Eterno, il Signore. Ecco, io prenderò il legno di Giuseppe che è in mano ad Efraim e alle tribù di Israele che sono suoi compagni e li unirò a questo, cioè al legno di Giuda, per farne un solo legno. Essi diventeranno così una sola cosa nella mia mano. Quindi, che cosa dice Dio? Che questo popolo diviso diventerà un solo popolo nella sua mano. Dì la parola accanto a te, nella mano di Dio. Bellissimo. Nella mano di Dio un unico popolo. E dice ancora, tieni nella tua mano sotto i loro occhi i legni sui quali hai scritto e di loro, così dice il Signore l'Eterno, ecco, io prenderò i figli di Israele dalle nazioni, fra le quali sono andati, li radunerò da ogni parte e li ricondurrò nel loro paese e farò di loro una sola nazione nel paese sui monti di Israele. Anche in questo caso vediamo come si è realizzata la parola di Dio in questi ultimi tempi. Noi sappiamo che prima della parousia, prima che Gesù
rapisca la Chiesa, prima che Gesù ritorni sulla terra per regnare, ci sono delle profezie che si devono realizzare. Una di quelle che si è realizzata è proprio questa. Se voi leggete, dite sicuramente che si è realizzata sotto i nostri occhi. Oddio, io non sono nato nel 48, però chi è più grande di me lo sa che si è realizzato e vive sotto i nostri occhi questa profezia. In questo momento il popolo è un popolo solo che si sta riunendo. Voi dovete sapere che ancora ci sono ebrei che da dove sono dispersi ritornano volontariamente in Israele per diventare cittadini israeliani. Non solo, ad esempio esistono ebrei che vivono in Etiopia, che invece non hanno la possibilità di fare il biglietto aereo, diciamo così, volontariamente e andarsene in Israele. Israele stesso si è impegnata con l'Etiopia per prendere tutti i figli di Israele che sono in quella terra e portarli in Israele, la loro terra. Meraviglioso. Quindi chi non può con le loro forze, Israele li sta aiutando a radunarsi di nuovo come unica nazione. Questa è una profezia che si sta realizzando sotto i nostri occhi ed è bello, meraviglioso, perché noi stiamo vivendo questi tempi. Amen. Guardate che cosa dice ancora, quello che ancora non si è realizzato. Versetto 22, e farò di loro una sola nazione nel paese, sui monti di Israele, un solo re regnerà su di loro. Amen. Un solo re regnerà su di loro. Però, continuiamo, non saranno più due nazioni, né saranno più divisi in due regni. Non si contamineranno più con i loro idoli, con le loro abominazioni e con tutte le loro trasgressioni. Li libererò da tutti i luoghi dove hanno abitato e dove hanno peccato, e li purificherò. Così saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Versetto 24. Il mio servo Davide sarà re su di loro e ci sarà un unico pastore per tutti. Essi cammineranno nei miei decreti, osserveranno i miei statuti, li metteranno in pratica. Amen. Quindi Davide regnerà su di loro, siamo d'accordo? No. Davide è morto. Sta parlando di un altro Davide. Sta parlando di Gesù. Però anche in questo brano Ezechiele ci parla sempre della divinità di Gesù. Guardate che dice. Allora, un solo re regnerà su tutti loro. Quindi sta parlando di Gesù, il mio servo Davide. Non saranno più due nazioni, ne saranno più divisi in due regni, non si contamineranno più con i loro idoli, con le loro abominazioni, con le loro trasgressioni. Li libererò da tutti i loro luoghi dove hanno abitato e dove hanno peccato e li purificherò, così saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Cioè sta dicendo che il re è lui, è Dio stesso. Anche questa è una rivelazione da parte di Ezechiele che ci dice che Davide è Dio stesso, ci sta parlando di Dio che regna sul suo popolo, di Davide che regna sul suo popolo e che Davide e Dio sono la stessa divinità, la stessa persona divina, ma nello stesso tempo ci sta parlando di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Quindi, in questi versetti noi vediamo che Giuda e Israele hanno necessità di essere una sola cosa, perché se noi vogliamo un solo re dobbiamo essere un solo popolo, non possiamo essere divisi tra di noi, perché se siamo divisi tra di noi vuol dire che abbiamo re diversi, abbiamo qualcuno che ci domina diverso dallo stesso re. Quindi ci sarà nuova armonia, i due saranno uniti nella mano di Dio, i due regni saranno uniti nella mano di Dio. Quindi questo re, perché dico che è Dio? Perché li libera dai loro peccati, li purifica e li unisce. Solo Gesù ha queste caratteristiche. Di che cosa si parla in questo capitolo di Ezechiele? Di resurrezione. La resurrezione è attuata per mano di Dio, che si è servito di Ezechiele
ma è Dio che soffia lo spirito e dà la vita. Ezechiele ordina solamente ai tendini, ai muscoli, alla pelle di ricoprire le ossa. Poi è vero che dice soffia Spirito Santo, soffia Spirito su di loro, ma è lo Spirito di Dio che dà la vita, non è Ezechiele che dà la vita. Quindi Dio è Dio della vita ed è Dio dei viventi. Amen? Dì alla persona accanto a te, Dio è Dio dei viventi. Amen? Dio? Dio? Quindi non possiamo essere morti, dobbiamo essere viventi. Amen? Giovanni 11. E leggiamo dal versetto 3. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù, Signore, ecco, colui che tu ami è malato. E Gesù, udito ciò, disse, questa malattia non è a morte, ma per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Or Gesù amava Marta, sua sorella e Lazzaro. Come dunque ebbe inteso che Lazzaro era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove era. Ora, ma ti dico una cosa. Ma se a me mi vengono a dire, guarda che tua mamma sta male, allora io dico, benissimo, mi faccio altri 2 giorni di vacanza. Non è normale. No? Uno a cui arriva una notizia, una brutta notizia, si mette in allarme e dice, ok, vado a trovare il mio amico e vediamo come sta. Invece Gesù che cosa fa? Si fa altri 2 giorni di vacanza, tra virgolette vacanza. Ok? Però c'è un motivo. Cioè se Giovanni ci dice che Gesù ha preferito volontariamente starsene altri 2 giorni lontano da Lazzaro, c'è un motivo. Poi disse ai suoi discepoli, quindi dopo 2 giorni, torniamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero, Maestro, i giudei poco fa cercavano di lapidarti e tu vai da loro? Gesù rispose, non vi sono forse 12 ore nel giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce in questo mondo, ma se uno inciampa di notte, inciampa perché la luce non è in lui. Perché Gesù ha aspettato altri 2 giorni? Perché Gesù ce lo dice, perché era notte, notte spirituale, intendiamoci, non era il momento. Perché il suo viaggio verso Lazzaro non avrebbe prodotto la luce necessaria. Ci siete? Gesù capisce che non deve partire perché è notte, perché in questo partire di notte spirituale le persone possono inciampare, mentre lui preferisce partire quando è il tempo giusto, cioè quando c'è la luce, affinché la luce possa illuminare le persone e queste non possano inciampare. Anche se c'è chi inciampa lo stesso. E ora ve lo faccio vedere. Ma in linea di massima, di notte inciampa la maggior parte delle persone. Mentre di giorno la maggior parte dovrebbe camminare con la luce. Ci siete? Gesù parla di una luce spirituale e in quel momento la luce spirituale non c'era, anche se parlava di se stesso, ma non era il momento per illuminare le persone su una determinata verità. Amen? Quindi non è perché vede il pericolo, non gliene importa niente dei giudei che lo vogliono uccidere. Già lui lo sapeva che doveva morire, figuriamoci. Ma siccome doveva manifestarsi anche questa luce, grazie a questa luce i giudei in quel momento non avrebbero fatto niente, ma lui lo sapeva. Giovanni 11, versetto 17. Arrivato dunque Gesù, trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Or Betania distava da Gerusalemme circa 15 stadi e molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Marta dunque, come udì che Gesù veniva, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa.
Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Gesù disse: tuo fratello risusciterà. Marta disse: lo so che risusciterà nella resurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la resurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se dovesse morire, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morrà mai in eterno. Credi tu questo? Quindi Gesù al versetto 25 dice: io sono la resurrezione e la vita. Questo è un altro io sono di Gesù. Quindi questa rivelazione data a chi era? Marta, è una rivelazione che è data anche a noi. Gesù dice: io sono la resurrezione e la vita. Gesù sta dicendo a Marta che lui è Dio perché solo Dio nell'Antico Testamento ha potuto resuscitare le ossa. Va bene, ma non solo quella resurrezione, ci sono state tante altre resurrezioni nell'Antico Testamento, ma perché io l'ho collegata con Ezechiele 37? C'è un motivo. E ora ve lo faccio vedere. Giovanni 11:38. Perciò Gesù, fremendo di nuovo in se stesso, venne al sepolcro. Questo è il primo collegamento, guardate. Ezechiele dice che queste ossa sono come in un sepolcro. Gesù si sta collegando, noi non lo vediamo, ma gli ebrei che erano lì stavano capendo il discorso. Quindi Lazzaro è morto in un sepolcro. Gesù disse: togliete via la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse: Signore, egli puzza già perché è morto da 4 giorni. Guardate che in questo caso le ossa sono integre, ma tutto il resto, se non è scomparso, quasi ci vuole. Queste sono ossa che riguardano le ossa della valle di Ezechiele. Ci siete? Ma c'è un motivo perché si parla solo di Lazzaro e non si parla di un grande popolo. Perché Lazzaro, guardate che cosa dice Ezechiele, dice: ecco, vedete, vi farò uscire dalle vostre tombe. E Lazzaro stava uscendo dalla sua tomba. Collegate i due discorsi. Perché poi dice ancora: aprirò i vostri sepolcri e vi farò uscire dalle vostre tombe, o popolo mio. Ma dice anche: un grande popolo, oltre che popolo mio, un grande popolo. Lazzaro rappresenta spiritualmente il primo dei risorti dei grandi popoli, cioè noi. Noi siamo l'Israele spirituale. Mentre quella parola si è realizzata nell'Israele carnale, umano, diciamo, si deve realizzare ancora nell'Israele spirituale. E il primo a ricevere questa resurrezione miracolosa, questa splendida risurrezione miracolosa è Lazzaro. Lui rappresenta il primo del risorto nel nome di Gesù, il primo israelita spirituale risorto. Poi dice ancora: essi dunque tolsero la pietra dal luogo dove giaceva il morto. Gesù allora, alzato in alto gli occhi, disse: Padre, ti ringrazio che mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto ciò per la folla che sta attorno, affinché credano che tu mi hai mandato. E detto questo gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Allora il morto uscì con le mani e i piedi legati con fasce e con la faccia avvolta in un asciugatoio. Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Allora molti dei giudei che erano venuti con Maria avevano visto tutto quello che Gesù aveva fatto e credettero in lui. Ecco, la luce che è venuta fuori grazie all'opera miracolosa di Gesù ha fatto sì che molti non inciampassero, credessero in Gesù. Ma, guardate che dice: io sapevo bene che tu mi esaudisci, ma ho detto ciò per la folla. Perché stava lanciando un messaggio, stava dicendo loro: io sono quel Davide che deve aprire i sepolcri, io sono quel Davide che mette tendini, muscoli e carne nelle ossa, io sono quel Davide che deve regnare.
e sta dicendo che lui era Dio. E molti hanno creduto. Quindi, Giovanni 11,46 continua, ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quanto Gesù aveva fatto. Quindi, come abbiamo visto, non è che per forza ci deve essere le tenebre notturne per inciampare. Alcuni di loro lo stesso hanno inciampato. E che hanno fatto? Sono andati di corsa dai sacerdoti ad accusarlo. Ma di che cosa? Del miracolo? Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dissero: che facciamo? Quest'uomo fa molti segni. Se lo lasciamo andare avanti così, tutti crederanno in lui. Verranno i romani e distruggeranno il nostro luogo e la nostra nazione. Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno, disse loro: voi non capite nulla e non considerate che conviene per noi che un solo uomo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione? Allora, che succede? Che i sacerdoti dicono tra di loro: che facciamo? Quest'uomo fa molti segni. E poi dice che i romani probabilmente si innervosiscono, no? E vogliono distruggere Israele. Ma ora, uno che fa miracoli, come può incitare i romani o un altro popolo a distruggere una nazione? Non sta parlando, questi sacerdoti non stanno parlando del segno della resurrezione, no, stanno parlando di un'altra cosa. I sacerdoti che hanno capito qual era la situazione, hanno capito che Gesù si voleva fare re, o diceva di se stesso che era re, che era il Davide promesso. I sacerdoti non condannavano il miracolo in sé, ma come il miracolo raccontava quello che raccontava Ezechiele. Il miracolo raccontava le parole di Ezechiele. Loro non hanno tremato per il miracolo, loro hanno tremato perché hanno visto realizzare la profezia di Ezechiele. Loro non hanno tremato perché Lazzaro è uscito dal sepolcro, ma perché il sepolcro dal sepolcro solo Dio può far uscire le persone. Dalla morte solo Dio può resuscitare. Ed era una morte particolare perché prima, se voi ci fate caso, tutti quelli che erano resuscitati durante la storia di Israele nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo, sono tutte persone che muoiono sul momento e quasi immediatamente vengono resuscitate, quindi non c'è carne e sangue che si ricompongono. Qua invece non c'era neanche la carne, il sangue, i muscoli, la pelle, erano decomposti, tant'è che fanno notare a Gesù che il cadavere già puzza. Il fatto che Gesù abbia potuto ricomporre la carne fa di Gesù Dio. E se Dio ha potuto, e se Gesù è Dio e può fare questo miracolo nella vita, ha fatto questo miracolo nella vita di Lazzaro, anche nella nostra vita può ricomporre tutto quello che è marcio, tutto quello che per noi non va bene, che è ancora ossa secche. Dio può dire una parola e ricomporre ogni cosa in noi. Non solo, ma tutte quelle cose che sembrano morte, Dio può trasformarle in vita. La parola di Ezechiele si deve realizzare nella nostra vita. Davide però deve regnare nella nostra vita. I nostri pensieri devono essere ricoperti di tendini, di carne, di pelle. I nostri pensieri devono essere pensieri vivi. Non stiamo parlando della carnalità del mondo, stiamo parlando del miracolo della vita che Dio ha dato a quelle ossa morte, Dio ha dato a Lazzaro e che Dio dà ancora a noi. Noi non siamo esenti da questa resurrezione spirituale, diciamo. Perché se Lazzaro rappresenta il primo dei credenti del nuovo Israele spirituale, noi siamo il seguito. Noi possiamo avere questo tocco. Gesù piange, come ha pianto per Lazzaro, piange anche per noi quando noi
ci vogliamo chiudere dentro i sepolcri. Ezechiele piange, diciamo così, ha pianto per le ossa, perché capivano che erano ossa morte, e come Ezechiele piangeva su quelle ossa, piange anche su di noi, Dio. Ezechiele rappresenta la presenza di Dio. La mano di Ezechiele rappresentava la mano di Dio. Dio piange quando noi ci vogliamo chiudere dentro i sepolcri. A noi Dio ha dato un grande dono. Mentre siamo ancora dentro i sepolcri, Gesù ci può chiamare e ci può dire esci, ma che ci fai là dentro? E noi gli diciamo, Signore, ma sono tutto puzzolente, sono tutto putrefatto. Gesù ti dice, non ti preoccupare, esci. Perché dentro il sepolcro non vedrai mai la luce del sole. Le tenebre ti rendono puzzolente, decomposto, ma la luce di Cristo ti dà invece la vita, ti ricompone. Dì alla persona accanto a te, Gesù ti ricompone. Gesù è venuto a ricomporre. E i giudei, soprattutto i sacerdoti, l'avevano capito. Ma voi, Giovanni ve l'ho sempre detto, è il mio preferito. Ma sulla croce, che cosa fu scritto? Gesù Cristo, Re dei Giudei. Perché? Perché anche i romani avevano capito che i giudei pensavano che Gesù volesse fare il re. Gesù non l'ha mai detto che lui era il re, tranne quando gli hanno detto tu sei re, lui ha detto se il mio regno fosse di questo mondo, ok? Ma mai Gesù ha detto io sono il re dei re. Lui ha sempre detto che era casomai uguale al Padre, che lui era divino come il Padre, che lui era completamente unito al Padre, che lui era Dio. Questo l'ha fatto capire spesse volte, tante volte. Amen. Quindi i giudei, ma Giovanni ci dice che ogni volta che lui apriva bocca per fare capire a chi doveva capire che era lui il Messia che doveva venire. Molto probabilmente succede un po' come succede oggi. Chi ha la poltrona non la vuole lasciare. No? Anche ai tempi di Gesù era così. Se c'è uno che si proclama re, che è il Messia ed è garantito perché lo dimostra con le parole e con i fatti, chi ha la poltrona che fa? La molla. I sacerdoti, Caifa, secondo voi voleva mollare il suo trono, la sua poltrona? Che cosa dice Caifa? È meglio che muoia lui anziché un popolo. È meglio che muoia lui anziché una nazione. Ha profetizzato Caifa, lo sapete? Caifa è ispirato dal diavolo, probabilmente, ma è ispirato anche, in quel momento non si sa, c'è stato qualcosa, ve lo dico io, perché siccome lui era il sommo sacerdote, come sommo sacerdote aveva comunque una quantità di unzione superiore agli altri. Lui ha pensato male, ma in realtà lo Spirito Santo gli ha fatto dire bene, perché se lui non fosse morto, tutti noi saremmo morti, mentre la sua morte ha salvato noi come nazione. Amen. Ci siete? Lazzaro rappresenta il punto di inizio di questa nazione. E doveva morire Gesù affinché tutti gli altri Lazzari noi fossimo salvati. Dovete sapere che poi alla fine di questo tempo la nazione di Israele lo stesso è stata distrutta dai Romani. Quindi non era Gesù il motivo della distruzione degli ebrei, erano gli ebrei che non hanno accettato Gesù come loro re, come loro Signore, come Dio. Amen? Quindi, ci alziamo, voglio leggere un brano di Osea mentre il coro si avvia. La vogliamo leggere insieme. Osea, mi pare che lo vedete là. Osea 6. Insieme. Venite, ritorniamo all'Eterno, perché Egli ha lacerato, ma ci guarirà, ha percorso, ma ci fascerà. Dopo 2 giorni ci ridarà la vita, il terzo giorno ci farà risorgere e noi vivremo alla sua presenza.
Conosciamo l'Eterno, sforziamoci di conoscerlo. Il suo levarsi è certo come l'aurora. Egli verrà a noi come la pioggia, come l'ultima e la prima pioggia della terra. Guardate che dice, dopo 2 giorni ci darà la vita, il terzo giorno ci farà risorgere. Noi abbiamo lo stesso destino, diciamo così, lo stesso percorso di Gesù. Noi in questo mondo stiamo attraversando il sepolcro, ma risorgeremo. C'è un tempo stabilito per noi. Anche noi, diciamo, fisicamente risorgeremo. Non dobbiamo avere paura né della morte, né di quello che c'è intorno a noi come morte, né delle paure. Il pastore Marindonetto oggi ha scritto delle bellissime frasi. Noi non dobbiamo avere paura. La morte è segno di spavento, di paura. La morte è segno di qualcosa che vogliamo allontanare, ma che un giorno vivremo. Ma lo vogliamo allontanare perché è qualcosa che non ci appartiene, ma è vero. Noi non siamo stati creati per morire, noi siamo stati creati per vivere in eterno e questo è un passaggio obbligatorio, ma anche spiritualmente noi non dobbiamo permettere che le cose del mondo ci abbattano, che le paure del mondo ci abbattano. Non possiamo andare appresso alle persone che hanno paure, tremore di quello che succede e succederà in questo mondo. Noi siamo risorti in Cristo. Noi abbiamo una risurrezione magnifica, cioè spiritualmente noi siamo vivi. Non possiamo permettere al nemico di ributtarci dentro quella fossa o dentro quel sepolcro e chiuderci di nuovo là dentro. Non è così. Gesù ci ha tirato fuori e noi dobbiamo venire fuori. Dì alla persona accanto a te, esci dal tuo sepolcro. Amen. Gli ebrei, il sommo sacerdote Caifa e anche i sacerdoti che erano con lui volevano ributtare dentro Lazzaro e insieme a Lazzaro ci volevano buttare anche Gesù. Ci sono riusciti per un certo tempo, ma poi Gesù ha aperto da solo quella tomba, è uscito. Gesù è il Signore. Lui dice, io do la mia vita e io me la riprendo. In Cristo noi siamo sani, salvi, salvati, riconciliati. Certe volte però noi non siamo conciliati con noi ci dobbiamo anche riconciliare con noi stessi, dobbiamo trovare la pace in noi, sempre per mezzo di Gesù. Amen. Grazie Signore, alleluia. Signore, noi ti ringraziamo, ti lodiamo, ti benediciamo. In questo momento, Signore, sappiamo che Tu sei il Dio della risurrezione, il Signore della risurrezione e della vita. Tu sei il Dio sono della risurrezione e della vita. E noi vogliamo confidare in Te. Vieni a risorgere in noi, Signore. Vieni a risorgere tutte quelle parti di noi che ancora sono morte o sono in decomposizione, tutte quelle parti di noi che ancora sono solo ossa. Ti prego, Padre, nel nome di Gesù Cristo, intervieni con potenza. Tu sei colui che guarisce l'anima, che libera lo spirito. Vogliamo, Signore, che il Tuo Spirito soffia ancora dentro di noi, che ci liberi ancora da tutte le nostre follie, da tutte le nostre pazzie. Signore, liberaci da tutte le nostre paure. Difendici, Signore, dagli attacchi del nemico. Il diavolo vorrebbe rigettarci dentro quella fossa, dentro quel sepolcro. Vorrebbe buttarci dentro a pedate, Signore, e chiudere di nuovo quella pietra. Vieni, Spirito Santo. Permettici, Signore, di essere luce, di uscire fuori e prendere luce. Vogliamo fare come Gesù, camminare nella luce ed essere luci, punti luce, Signore, per questo mondo. Vogliamo fare vedere che siamo usciti dal sepolcro e siamo persone vive, viventi, per colui che io sono, per il nome santo, per Gesù Cristo. Sei meraviglioso, Signore. Sei degno di lode, di gloria, di onore.
I sacerdoti hanno avuto paura di questa rivelazione. Noi non dobbiamo avere paura di questa rivelazione. Questa rivelazione è meravigliosa per la nostra vita. Dio ci promette vita e noi dobbiamo aprire il nostro cuore a questa vita. Vita anche se c'è morte, vita anche se c'è tenebra, vita anche se le cose non vanno bene. Dio è il Dio dei viventi e noi siamo viventi in Cristo Gesù. Grazie Signore. Gloria al tuo santo nome, Signore. Sei benedetto e santo, degno di lode, di gloria e di onore, meraviglioso sei. Vieni, Signore, anche a ricomporre i nostri corpi malati. Vieni a guarirli, Signore. Se tu hai avuto la forza di riportare in vita un morto che non aveva più niente di malato, era morto, Signore. Tanto più tu puoi fare molto per le nostre malattie. Vieni a guarirci, Signore. Guariscici dall'asma, guariscici, Signore, negli occhi, liberaci da ogni mal di testa, da ogni emicrania. Vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù. Tu hai detto ad Ezechiele: parla, parla. E noi vogliamo parlare, Signore, vogliamo ordinare ai nostri corpi di ricomporsi, alle malattie di andarsene via, nel nome di Gesù. Dio ti dice: parla alla malattia e digli vattene via. Parla al tuo corpo e digli risana, nel nome di Gesù Cristo. Vogliamo cacciare via ogni problema respiratorio, Signore, ogni dolore alle ossa, ai tendini, ai muscoli e alla pelle, nel nome di Gesù Cristo. Vogliamo legare questi problemi e cacciarli via nel nome di Gesù. Ogni spirito malvagio che provoca questi disturbi, via nel nome di Gesù Cristo. Vieni, Signore, vieni. Vieni e soffia la vita. Soffia la vita, Signore, nelle nostre ossa. Soffia la vita nei nostri tendini. Soffia la vita, Signore, nei nostri muscoli. Soffia la vita, Signore, nella nostra pelle. Vogliamo alzarci in piedi, Signore, e proclamare che il tuo popolo è un popolo uno, unico, unito, sotto un solo regno, il regno di Davide, il regno di Gesù Cristo il Signore. Colui che sana, salva e guarisce il suo popolo da ogni peccato e da ogni impurità. Gloria, gloria al Signore dei Signori, al Santo, benedetto, sei degno, Signore. Manda la tua unzione ancora, Spirito Santo. Manda la tua unzione ancora su di noi. Manda la tua unzione, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Manda la tua unzione ora, Signore. Manda, Signore, su di noi l'unzione della guarigione ancora, Signore. L'unzione della vita su di noi, Signore. L'unzione della resurrezione su di noi, nel nome di Gesù. Nel nome potente di Gesù Cristo, il Signore dei Signori. Alleluia, 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 gloria a te, Signore. Amen, grazie Gesù. Risuscita in me la parte che non vuole vivere. Risuscita in me la parte che non vuole vivere. Luce del mondo, manda la tua luce. Ogni sepolcro riempi con la tua vita. Apri il nostro cuore, riempi
togli le bende del sudario, ora esci, io ti chiamo a vita. Risuscita in me la parte che non vuole vivere. Risuscita in me la parte che non vuole vivere. Risuscita in me La parte che non vuole vivere. risuscita in me La parte che non vuole vivere. risuscita in me la parte che non vuole vivere. Risuscita in me La parte che non vuole vivere. risuscita in me la parte che non vuole vivere. risuscita in me La parte che non vuole vivere. Padre, io ti offro tutti coloro che non comprendono, non capiscono che c'è necessità di risorgere in te per essere salvati da ogni pandemia, da ogni situazione particolare, da ogni problematica escatologica, da ogni virus di qualsiasi natura. Io metto tutti nelle tue mani, Signore. Invoco il tuo perdono per loro, perché hanno fatto del vaccino un Dio. Ma il vaccino non può risolvere tutte le situazioni. Il vaccino è fatto di mano d'uomo. Dio è potente. Dio è glorioso, può risolvere la tua vita e può anche proteggerti dalla nocività del vaccino. Io ti prego, Padre, nel nome di Gesù, in questo momento di toccarli, di visitarli, di avere pietà e misericordia. E io voglio veramente rivolgermi a tutti loro. Io vi dico nel nome di Gesù, alzatevi, andate a Gesù con tutto il cuore, aprite il vostro cuore, riconoscetelo come il Signore dei Signori, il solo che può compiere i miracoli straordinari nella nostra vita, nella vostra vita. Il Signore dice: cercatemi e vivrete. Cercatelo con tutto il vostro cuore. Cercatelo. Riceverete benedizioni solenni, una vita nuova. Il sangue è purificato dal sangue dell'agnello. Accetta Gesù ora, in questo momento. Accettalo. Apri il tuo cuore, apri la tua bocca e diglielo: Signore, io ti accetto come il mio personale Salvatore. Signore, io riconosco che tu sei l'agnello immolato. Signore, io riconosco che tu ti sei immolato per me, per la mia salvezza. Signore, io ti accetto nel mio cuore, regna tu nel mio cuore. Io voglio rinunciare a tutta quella paura, a tutta quella malattia, a tutta quella follia che c'è nel mondo. Io voglio credere in te, perché solo
puoi compiere miracoli straordinari nella mia vita. Solo tu mi puoi fare il vaccino giusto per il mio corpo. Solo tu. Solo tu mi puoi indicare il medico giusto. Solo tu. Perché tu sei veramente onniscienza, onnipresenza, onnipotenza. Aiutami, Gesù. Vieni in mio soccorso, io ti ricevo come mio personale salvatore e voglio dare la mia vita a te e voglio che tu mi guidi in questo tempo e per sempre a modo tuo, secondo la tua parola, che è una guida ai miei passi. Grazie Gesù. Fate questa preghiera con tutto il cuore. E come diceva Davide, lampada ai miei piedi è la tua parola. Ecco, fate della parola di Gesù, degli insegnamenti di Gesù, la guida, la lampada ai vostri piedi, affinché non possiate inciampare, affinché ci sia piena luce nella vostra vita, come ha detto il pastore. Affinché nessuno inciampi più nel nome suo, nel nome di Gesù. Stendi la tua mano, guarda verso il cielo e l'amor di Dio scenderà. Stendi la tua mano, guarda verso il cielo e l'amor di Dio scenderà. Scenderà su di te, scenderà. Scenderà
Manda la tua benedizione su di noi. Vogliamo essere coloro che fanno uscire i morti dai sepolcri nel nome di Gesù. Signore, dacci queste parole sante, sane. Fa, Signore, che noi possiamo benedire le persone, benedire la nostra casa, benedire i nostri amici, nemici, benedire le nostre famiglie. Dacci, Signore, questa benedizione, che dalle nostre labbra possano uscire parole di vita e fare uscire fuori i morti dai sepolcri. Nel nome di Gesù ti ringraziamo, Signore, ti lodiamo e ti benediciamo. Amen e alleluia, gloria a te, Signore. Amen, amen. Volevo dire una cosa che il Signore mi aveva messo nel cuore e conferma la cosa che ha detto il nostro pastore di non temere il nemico. Il Signore dice che non ha più potere il nemico su di noi. Non dobbiamo avere paura perché Egli è il custode della nostra vita. Se posso leggere una parola che mi ha dato nel cuore, Signore, è Isaia 11, versetto 6. Il lupo abiterà con l'agnello, il leopardo giacerà col capretto, il vitello e il leongello e il bestiame ingrassato saranno insieme e un bambino li guiderà. La vacca pascolerà con l'orsa. I loro piccoli giaceranno insieme e il leone si nutrirà di paglia come il bue. Il lattante giocherà sulla buca dell'aspide e il bambino divezzato metterà la sua mano nel covo della vita. Amen, grazie Gesù. Allora il nostro inno, cantiamo il nostro inno di vittoria, decretiamo, proclamiamo, crediamo